Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Il venerdì, come d'uso, noi ci occupiamo di cultura e di spettacoli. Quest'oggi facciamo una novità, insomma, c'è una, come si dice, contravveniamo alla regola, perché nella seconda parte sarà con noi il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico all'Università di Udine, anche di diritto costituzionale, e faremo la nostra consueta rassegna di questioni che hanno a che fare con la politica internazionale. Qualcuno potrebbe anche dire più spettacolo di quello non esiste, ma insomma è tutt'altro che un bello spettacolo quello a cui stiamo assistendo da quelle parti. Nella prima parte invece siamo in compagnia di Elia Macri, che è il direttore artistico dell'Associazione Schiller, che è tornato nei nostri studi perché ci sono ancora un paio di appuntamenti per quel che riguarda la stagione di quest'anno, e poi anche, insomma, faremo un po' una sorta di bilancio di come è andata la stagione. Intanto grazie per essere tornato nei nostri studi. Diamo subito i due appuntamenti, perché sennò io poi incomincio a discutere e mi dimentico. Uno in programma domenica 14 di giugno, quindi dopodomani, e l'altro il 23 di giugno. Allora, di che cosa si tratta? Ciao Umberto, grazie per l'invito. Allora, l'associazione Schiller da 3 anni organizza una rassegna dedicata alla musica lideristica, cioè quel repertorio particolare per voce e pianoforte su testi di grandi poeti tedeschi, e anche le musiche sono di grandi musicisti tedeschi, quindi i grandi Schubert, Mozart, Beethoven, Strauss, Schumann, Brahms, tutti questi hanno composto centinaia di lieder che noi andiamo a riproporre in concerto. Domenica prossima, 14 giugno alle 20:30, al Castello di Miramare avremo un baritono tedesco e un pianista francese che proporranno un viaggio musicale tra la lideristica tedesca e la melodie francese. E quindi una serie di brani per voce e pianoforte di musicisti quali Henri Duparc, Maurice Ravel, nella prima parte, nella seconda parte invece di Wolf, di Strauss, di Schumann, di Brahms. Siamo al Castello di Miramare, nella splendida cornice della Sala del Trono, gentilmente messa a disposizione dal museo, con il quale abbiamo davvero un ottimo rapporto, anche con il nuovo direttore, il dottor Guido Comis, che ovviamente ringraziamo. E in questa splendida cornice avremo 2 appuntamenti, uno domenica prossima alle 20:30 e un altro invece l'ultimo martedì 23 giugno, sempre alle 20:30, con un altro molto bravo baritono bavarese, Jonas Müller, che è davvero, adesso al grande pubblico queste cose non dicono molto perché sono repertori e autori e interpreti specializzati in questo repertorio, però vi assicuro che sono davvero dei grandi artisti, molto giovani, hanno tutti quanti 25, 28, 30 anni e sono dei grandi lideristi, si dice, ecco, il cantante interprete di leader è un liderista. Che poi se adesso andiamo è anche quando si poi, come dire, già parlare di leader sembra, bisogna stare attenti, no? in questo sì, però insomma. Molto spesso sì, la gente purtroppo non ha spesso la cultura per apprezzare o per capire a fondo questo repertorio, perché è un repertorio sicuramente di difficile ascolto, perché molto spesso, perdonami se ti ho subito interrotto, molto spesso uno vuole avere la presunzione di capire tutto della musica, ma io mi domando, quando noi andiamo a vedere un museo, anche un museo relativamente semplice e abbordabile, che ne so, gli Uffizi, noi davvero comprendiamo il significato di ogni quadro. Sì. No, stiamo lì, passiamo e diciamo ma che bello questo quadro, qualcosa mi parla, qualcosa mi dice qualcosa, qualche quadro mi dice meno, eppure siamo lì e godiamo di queste opere d'arte. E così dobbiamo fare con la musica e con la lideristica. Ma non avevo mai realizzato che fosse un repertorio con cantante e pianoforte, solo cantante e pianoforte, la lideristica, quantomeno quella classica. La lideristica tout court nasce per voce e pianoforte, per canto e pianoforte. Erano le cosiddette Schubertiadi, i salotti in cui Schubert, attorniato dai suoi amici, improvvisava ed eseguiva canzoni, appunto il termine lit vuol dire canzone, ecco. Sì. E quindi era un modo di fare musica, il classico Musizieren tedesco, che a Trieste è sempre stato molto presente, e quindi sì, i leader tout court
nascono per voce e pianoforte. Poi abbiamo della lideristica per orchestra e solista, però è sempre un solista accompagnato poi dal pianoforte o dall'orchestra. Pensiamo ai Vier letzte Lieder di Strauss, che sono pagine indimenticabili, composte negli anni 40 del Novecento per grande orchestra sinfonica. Perché si è sviluppata, c'è una ragione per la quale questo tipo di repertorio si è sviluppato soprattutto in Germania Ma la lideristica è tedesca, però in Italia abbiamo il contraltare della romanza da camera, in Francia abbiamo la melodie francese, quindi ogni cultura declina in maniera propria la musica vocale da camera. Pensiamo ai quartetti d'archi, che anche sono soprattutto di matrice tedesca. Pensiamo, ecco, penso sempre al fatto che Verdi sia stato un grandissimo compositore, ma ha scritto solamente un quartetto d'archi e tantissime opere. Beethoven è stato un altrettanto grandissimo compositore e ha scritto una caterva di quartetti d'archi e un'opera sola. Quindi Fidelio, il no? Fidelio, esatto. Quindi le culture vanno lì a specializzarsi in certi repertori senza tralasciarne altri. Ecco. Mi veniva anche in mente un'altra domanda in questo senso. Siccome molto spesso i leader vengono studiati, anche faccio riferimento alle mie esperienze alle scuole medie, no? Alle scuole medie ci hanno insegnato l'ho detto già altre volte, la trotella di Schubert, se non mi sbaglio. Ecco, non c'è il rischio anche che, forse è una cosa che riguarda soltanto la mia generazione, che proprio perché te l'insegnavano a scuola, qualcuno può portare avanti il pregiudizio, beh, allora è facile. Tutto è facile, tutto è difficile. Io ho degli incubi notevoli a riguardo della matematica a scuola, e non solo della matematica, cioè non è perché una cosa viene insegnata a scuola che è semplice, insomma. No, il LIT è estremamente complesso. Ecco, no, mi intendevo proprio dire questo, cioè non è un repertorio, non è la canzonetta italiana. Ecco, la romanza da camera italiana, se vogliamo dire, assume i connotati dell'aria lirica, dell'opera lirica, ridotta per voce e pianoforte, e quindi il cantante indubbiamente si deve impegnare parecchio, però la parte pianistica è molto ridotta. Invece la parte pianistica di un lied è molto 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 complessa. Il pianista liderista deve avere una preparazione tecnica e musicale che il medio pianista accompagnatore, non me ne vogliano i colleghi che suonano solamente romanza da camera italiana, insomma, ecco, è più semplice, ma il lead tecnicamente è più semplice. Ha una codifica precisa anche dal punto di vista il lead musicale? Ha sempre una grandissima aderenza tra testo e musica. Vuol dire che se io parlo di morte, se io canto la morte, l'accompagnamento, cioè la parte pianistica, deve impersonificare la morte, e quindi non sarà sempre un accompagnamento scarno. Uno può fare anche la morte con 2 accordi, certo, però insomma ci sono angosce, ci sono sentimenti, ci sono bellezze più e meno profonde nel lied, che il pianoforte deve sempre sostenere. La parte pianistica, insomma, parliamola in maniera facile, nel lied è molto complessa. Perché? Perché il materiale testuale è anche molto più complesso, e c'è uno sviluppo, un approfondimento del materiale musicale che la romanza da camera non ha, perché la romanza da camera lascia tutta la bellezza della musica alla voce italiana, all'aria, all'acuto, alla cadenza del cantante, così come nell'opera lirica del bel canto. Se voi pensate a un'aria di Bellini, l'accompagnamento orchestrale è splendido ma molto scarno. Invece un'aria di Wagner, del mondo tedesco, abbiamo una texture, si dice, un colore orchestrale, una scrittura orchestrale molto più pregnante, quindi il lied è altrettanto impegnativo. Ci sono dei cantanti, degli interpreti specializzati in lead, nel senso, ed è una specializzazione che esclude altro o è parte comunque di un repertorio? Cioè... Beh, diciamo che se un cantante è avezzo solamente al repertorio operistico e fa solo quello, ed è anche impegnato 24 ore al giorno sul repertorio operistico, è un po' difficile che si dedichi anima e corpo al repertorio lideristico, perché la voce è la medesima, certo, però serve una cultura del suono, una cultura del fraseggio che l'opera lirica, appunto perché eseguito in un grande teatro con un'orchestra di tanti elementi in una buca, non ha. Invece il lied è una cosa intima, fatta nella Sala del Trono di Miramare, in una sala Beethoven che poi mostreremo, e quindi è musica da camera.
il cantante dialoga col pianoforte, e quindi un cantante Pavarotti è difficile che faccia. Esatto. E c'è anche questo è proprio, si riferisce... Noi abbiamo Paolo Rumez, ecco, questo è stato il concerto di inaugurazione della nostra sala, la Sala Beethoven, in via Coroneo 15, questa invece è la Gesua Gallifoco, un'ottima promettente soprano. Loro hanno fatto un concerto di arie d'opera, era un gala lirico, ecco perché loro sono due grandi cantanti solisti, operisti, e richiedere a loro un repertorio lideristico, insomma, li si mette un po' in difficoltà, sono loro stessi a dire no, questa non è cosa per me. È come dire se un pianista suona il concerto di Tchaikovsky per pianoforte orchestra e poi se deve andare a suonare il clavicordo, capite che il clavicordo era un piccolo strumento a tastiera di Bach, 300 anni prima, capite che è molto più difficile, è un elefante in un negozio di Swarovski. Ecco, tra questa invece è la sala, magari poi se riusciamo anche a fermare un attimo l'inquadratura, la recuperiamo anche dopo quando parleremo della sala. C'è da dire, bisogna, io lo ripeto molto spesso, perché è qualche cosa che, come dire, è qualche cosa a cui non si pensa, nel senso che molti ritengono che la lingua tedesca sia una lingua dura e per certi aspetti anche lo è, perché insomma è una lingua poi che studiarla ha delle regole ben precise che per certi aspetti ti consentono anche di sbagliare poco quando la parli. La pronuncia quella è, non come altre lingue dove puoi incappare in problematiche, eccetera, ma è una lingua estremamente musicale, cosa che, lo ripeto ogni volta perché proprio qualcuno magari potrebbe dire vado a sentire una roba in tedesco. No, è una sorpresa sotto certi punti di vista. Il tedesco è una lingua come tutte le altre che va studiata, approfondita, è una lingua splendida, è una lingua che molti cantanti adorano e preferiscono per esempio cantare in tedesco, in cui è tutto codificato, rispetto a un inglese o un francese in cui c'è maggior libertà, e quindi uno dice e mo che faccio? Il tedesco ha tantissime vocali, con tutte le dieresi, cioè le umlaut, no? E le vocali aperte e chiuse, si può cantare un bellissimo legato in tedesco, cioè le consonanti legano tra di loro così come legano anche le vocali. Sicuramente serve un'altra forma mentis, perché bisogna stare attenti, bisogna incanalare il suono in una direzione che preveda non solamente a e io u, che poi anche in italiano le vocali non sono 5 ma sono 7, perché abbiamo la e la e, la o e la o, e quindi bisogna avere la delicatezza di incanalare tutti i suoni e incasellarli proprio sillaba per sillaba per creare una linea di legato che deve essere intellegibile e molto chiara, così come quella italiana. E poi come diceva Elia, lì se c'è scritto Freiheit, non puoi pronunciare, non c'è nessun problema, non esiste nessun'altra pronuncia differente. Pensate per esempio, io mi ricordo quando ancora parecchi anni fa è uscito la soap opera Dynasty, che c'erano, si dice Dynasty perché in l'inglese britannico si dice in un modo, l'inglese statunitense si dice in un altro, invece in tedesco Freiheit, che significa libertà, se non sbaglio. Libertà. No? Sì, ma insomma, e se no abbiamo il Cavaliere della Rosa, come ben sai, no? Che è mezzo viennese e mezzo tedesco, ma allora lì il compositore Strauss ha scritto il libretto in dialetto e quindi è un'altra lingua, ma se no la pronuncia è la stessa. Comunque gli appuntamenti sono allora domenica, dopodomani alle ore 20:30 e martedì 23 sempre alle 20:30 al Castello di Miramare. Una bella novità è che la Schiller offre a tutto il pubblico il biglietto d'ingresso al castello, perché molte persone nelle edizioni passate dicevano io vengo volentieri ai concerti, però il castello l'ho già visto. È pur vero, ma siccome questi concerti rientrano in una collaborazione tra Schiller e Museo Storico del Parco e del Castello di Miramare, il castello è tenuto a mettere un biglietto simbolico di 5 euro per visitare i 2 piani del castello, che poi è sempre un gioiello, forse il posto più bello di Trieste, e poi lo si vede alla sera sul tramonto con questo sole che declina verso Monfalcone, ecco. E quindi per ovviare al problema che il pubblico più volte ci ha detto il castello l'abbiamo già visto, quest'anno la Schiller offrirà l'ingresso a tutti gli avventori del concerto. Cioè come si fa in questo caso? Il pubblico viene a
concerto, o compra i biglietti direttamente a un prezzo davvero modico, sono 10 euro per i soci ridotti oppure 15 euro intero, ecco, o su Ticket Point oppure si viene in sala, tanto la sala contiene 90 posti, insomma ci stiamo, e il pubblico compra il biglietto per il concerto lì in sala e automaticamente viene offerto il biglietto al museo, che poi sarà saldato dall'associazione Schiller. Allora, parliamo dell'associazione adesso, al di là di questi due appuntamenti, poi magari se abbiamo tempo alla fine anticiperemo giusto un attimo il tema attorno al quale ruoterà la prossima stagione. E facciamo anche riferimento, appunto, l'abbiamo intravista prima, ma adesso possiamo vederla un pochettino meglio. Questa è la sala Beethoven, che è quella che è ancora, è la sala che ancora, perché poi sono certe cose che sono difficili da estirpare, è la sala del Goethe Institut, eccetera. Allora, quanto tiene? 200 persone? Sì, tiene? La sala Beethoven ha una capienza oltre ai 200 spettatori, 225 se non sbaglio, però le sedute disponibili sono 192. È una sala ottimale per l'attività musicale, concertistica, ha un'acustica splendida, un'acustica naturale ottima, o anche per fare degli spettacoli o delle presentazioni di libri, esatto, sì, delle conferenze, eccetera. Il palcoscenico è molto ampio. È stata restaurata in toto l'anno scorso, l'abbiamo aperta al pubblico a fine gennaio 26 e da quella volta... Io pensavo fosse aperta da più tempo. No, forse perché noi siamo incontrati quando ancora erano gli ultimi periodi del restauro, eccetera. Pensavo fosse da più tempo, per dire. Da 6 mesi sul mercato, vuol dire che l'associazione Schiller è la Società Germanica di Beneficenza, che è proprietaria dell'intero palazzo. Hilfsverein, Deutsches Hilfsverein, sì. È una realtà tutta triestina, è una realtà sorta fino all'800 e che nel 1941 ha acquistato tutto il palazzo di Viale Coroneo 15 e adesso appunto possiamo mettere a disposizione della cittadinanza, delle associazioni culturali, delle scuole, eccetera, questa splendida sala per organizzare... Ma c'era sempre? Cioè prima del restauro funzionava comunque? Okay. Io sarò ben felice la prossima volta che ci vediamo di portarvi delle foto storiche e pensate che al posto del pianoforte, come tutte le sale tipiche del mondo tedesco, c'era un organo. Abbiamo le foto trovate al Museo Schmiedel, adesso molto cortesemente il dottor Bianchi, che ringrazio, io lo saluto, il dottor Bianchi, ce le concederà per fare un bellissimo ingrandimento e le metteremo nello scalone principale del nostro palazzo. E c'era questo organo con una quindicina di registri ed è sparito chissà dove, come tutte le sale tedesche. Sì, invece, quanto è importante proprio per una realtà come l'associazione Schiller avere la sala a disposizione? È un fattore assolutamente determinante, perché noi quindi giochiamo tra virgolette in casa. Abbiamo organizzato gli ultimi concerti, adesso li facciamo a Miramare, ma i primi 5 li abbiamo fatti in casa nostra, certo. È una cosa che appunto io vorrei legare il nome della Schiller, il nome del lead, del repertorio lideristico, a questa sala, così pian piano forse la cittadinanza saprà che lì si fa della lideristica. Io come Schiller non voglio fare altre cose che fanno in maniera eccezionale tante altre associazioni, quartetto, pianoforti, orchestre, operette. Alla Schiller questa cosa non ci sarà mai finché ci sono io. Desidero concentrarmi sul repertorio lideristico, che è una cosa che in Italia si fa davvero poco, e io posso dire con quasi assoluta certezza che in Italia siamo l'unica realtà che organizza una rassegna concertistica interamente dedicata a questo repertorio. Forse a Milano abbiamo un'altra entità come noi, ecco, ma tranne Milano e noi non esiste una realtà del genere. È anche corretto, secondo me, corretto forse non è il termine esatto, è anche, come si dice, lungimirante. Come dire, trovare una sorta di specializzazione, chiamiamola così, anche se magari... Secondo me sì, perché è inutile pestrarsi i piedi gli uni con gli altri, sì. No? Trieste è una città fenomenale perché offre davvero tantissimo, e non si sa dove andare alla sera molto spesso, ci sono più e più concerti e spettacoli, ma noi offriamo una cosa che nessun'altra associazione triestina offre. È una cosa che secondo me poi può far avvicinare una fetta di pubblico che magari ad altri concerti non va, perché magari chi è avvezzo alla musica pianistica ha magari forse un po' il dente avvelenato nei confronti dell'hit perché è difficile da capire, magari chi va a sentire un'opera, sentire un cantante liderista magari lo fa quasi sorridere perché ha un'altra impostazione vocale molto spesso.
però i pubblici forse possono compenetrarsi l'uno all'altro e questa cosa ne trae giovamento in maniera vicendevole. Adesso voi interrompete le attività per quanto riguarda, per quanto riguarda l'estate. Dopo il 23 giugno, ultimo concerto a Miramare alle 20:30, interrompiamo e ci rivedremo poi a ottobre. La sala resta comunque a disposizione anche per altre necessità, se qualcuno appunto deve presentare un libro, convegni, eccetera. Certo, la sala è agibile e disponibile. Oltretutto anche essendo poi in centro è facilmente raggiungibile anche con i mezzi, certo. Poi ne passano a bizzeffe e poi anche insomma c'è il parcheggio del Foro Ulpiano di fronte. Foro Ulpiano. È un po' caro, ma insomma, vabbè, questo è, insomma, bisogna dirlo. Sai cos'è? Su questa sala, a me piace ripetere sempre questa cosa, è una sala in mano a un'associazione culturale che quindi è un ente comunque privato, sì. Onlus senza scopo di lucro, sì. Però, e quindi è una sala molto agevole, se qualcuno ne ha bisogno basta mettersi d'accordo e la si dà a noleggio, se invece uno deve appena far tutta un'altra fila di carte per ottenere una sala pubblica è tutto molto più dispendioso, diventa un po' complicato. Allora, accenniamo alla prossima stagione. A me piacciono molto i titoli, io non sono molto bravo nel fare i titoli dei servizi, eccetera, e quindi ogni volta che trovo qualcosa di divertente lo sottolineo, perché questa stagione si intitolava Ich liebe dich, la prossima invece come si chiama? Questa stagione Ich liebe dich gioca sulla sonanza Ich liebe dich, che per gli spettatori a casa vuol dire tedesco, certo. In tedesco vuol dire io ti amo, e quindi anziché Lieder è diventato Lieder. E invece la prossima si chiamerà Lieder Maria Rilke, perché nel 1926 il grande poeta praghese... Vedete come si presta la lingua a questi giochi di parole, certo. Che non sono mica... E da qui nascevano i leader, vedi? E quindi sì, la prossima stagione è Lieder Maria Rilke, perché nel 26 cade il centenario dalla morte del grande poeta praghese naturalizzato austriaco Rainer Maria Rilke, che è legato in maniera indissolubile alle nostre terre, al castello di Duino, dove ha soggiornato per 2 anni, nell'11 e 12, componendo le elegie duinesi. Il castello di Duino è legato al mondo della lideristica perché 40 anni prima era passato di lì Franz Liszt, il celebre pianista e compositore ungherese, e proprio lì a Duino, al castello di Duino, su quel pianoforte, anzi forte piano d'epoca che ancora è presente al castello di Duino, ha composto un lied, La Perla, su testo di una principessa, la principessa Therese von Hohenlohe, che era quella volta al castello di Duino. Quindi vedete che il castello di Duino, con Rilke dopo e Liszt prima, gira attorno al mondo del lied, e quindi ecco, una dedica a Rainer Maria Rilke nel centenario. Che non saranno proposti soltanto, di quanti appuntamenti si comporrà più o meno? La stagione avrà 10 concerti, okay. Ovviamente non tutti dedicati a Rainer Maria Rilke, perché Rilke, essendo morto nel 26, ovviamente Schubert, Mozart e Beethoven non hanno mai scritto dei lieder su testo suo, e quindi ecco, una parte di lideristica dedicata a Rilke, ma insomma tutto il mondo del lied può essere dedicato a un grande poeta come Rilke, perché il lied è basato sulla poesia. E Rilke è conosciuto. Abbiamo tempo ancora per un'ultima riflessione. Tu vi hai accennato, ma volevo appunto sottolinearlo, il fatto che fondamentalmente nella nostra città c'è tanta produzione culturale, e mi pare di capire c'è anche molta, come posso dire, stanno un po' cadendo delle barriere, no? Nel senso, una volta si era molto gelosi, per certi aspetti anche comprensibilmente, perché insomma poi dopo uno deve anche tenere da conto quello che, stavo per dire, quello che ha combinato, insomma quello che ha realizzato, però mi pare di capire che c'è movimento anche in tal senso, no? Collaborazione, eccetera, quindi credo che sia un bel momento anche per realtà
più giovani, insomma, che si affacciano su questi È palcoscenici. assolutamente un mondo molto più dinamico rispetto a quello che avevo conosciuto io quando ero studente ancora. Una volta la società dei concerti era sì, lì, Aulica, era una torre d'avorio. Non la esatto. smuovevi neanche. Invece adesso è molto più accessibile da parte del pubblico, degli interpreti, eccetera. Il Teatro Verdi stesso fa delle produzioni valorizzando certi talenti locali, come ottimi studenti del Conservatorio Tartini. Quindi ci sono davvero delle compenetrazioni tra istituzioni, tra associazioni, forse anche complici una crisi economica, insomma, che poi c'è o non c'è, chi lo sa, perché secondo me abbiamo anche intrapreso una strada per la quale si crede sempre che non ci siano soldi, poi in verità i soldi ci sono, però vanno in certe direzioni non sempre molto giuste e quindi si tende a risparmiare, a far finta che i cachet debbano essere bassi perché non ci sono i soldi, ma poi magari ci sono degli sprechi altrove, però in virtù di questa istrianeria, di questa oculatezza, ecco, ci sono molte collaborazioni tra associazioni, tra scuole, tra accademie, tra conservatori e teatri. E ci sono anche, e così chiudiamo, ci sono anche sale. E ci sono anche sale, sì, la Sala Beethoven è una di queste, ma ne abbiamo tante a Trieste. Io sono spesso in regione, a Udine, Gorizia, Pordenone. Se avessero a Udine tutte le sale che abbiamo noi, mannaggia, come sarebbero tutte tirate a lucido. Per fortuna l'Auditorium del Revoltella aprirà a breve, restaurato grazie ai fondi del PNRR, la Beethoven ha riaperto, per fortuna il Teatro Miela funziona in maniera ottima, ecco, però sì, di sale ce ne sono, vanno mantenute e quindi il pubblico deve pensare che non bisogna sempre rimanere a casa, ma bisogna uscire e andare a teatro e andare ai concerti. Ricordiamo ancora, domenica 14 alle 20:30 e martedì 23 sempre alle 20:30. Al Castello di Miramare, gli ultimi 2 appuntamenti con la Schiller. Grazie a Delia Macri, che è il direttore artistico dell'Associazione Schiller. E dopo la pubblicità saremo in compagnia del professor Cevoline per parlare di politica internazionale. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, eccezionalmente di venerdì. Siamo in compagnia del professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico e diritto costituzionale all'Università di Udine. Noi parliamo degli argomenti al centro dell'attenzione per quanto riguarda appunto la politica internazionale, però facciamo riferimento, no, professore, anche alla presentazione di un libro che è stato presentato eccolo qua. Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale. Questo era stato presentato al Centro Studi Americano di dove? Di via Caetani a Roma. Ah, a Roma via proprio. Caetani, via Caetani è dove, di Moro. Dove è stato c'è infatti una grande la targa. Ecco, l'evento all'interno del quale è stato presentato il libro si intitolava Ad oltre 20 anni da pratica di mare è proprio un altro mondo. Se effettivamente facciamo riferimento a quell'incontro, cioè, ti guardi un po' e dici veramente sembra passati non più di 20, o quantomeno sembra addirittura che pratica di mare non sia mai accaduto. Ecco, infatti Amato ha detto, ma è una cosa della quale parliamo solo noi italiani un po', quasi che nella storia dei trattati non ci sia stata questa possibilità. In realtà era una possibilità, però Amato ha detto è una possibilità che è fallita, adesso siamo in un altro mondo. Tra l'altro effettivamente pratica di mare sono 20 anni, ma anche che è mancato Berlusconi mi pare sono solo 3 anni. Stanotte 3 o 4. 3 o 4, anch'io non mi ricordo, ma perché stanotte ricorderanno alle 11 nelle reti Fininvest questa cosa. Però anche dalla morte di Berlusconi pare che siano passati veramente molti più anni, e questo a dimostrazione che le accelerazioni che ci sono nelle relazioni internazionali di questi tempi sono straordinarie, eccezionali. Non ci si sta dietro. E allora cominciamo così a parlare della realtà che ci circonda. Io stamattina, sapendo che dovevo incontrarmi con lei, ho fatto un po' una riflessione. Allora, per quanto riguarda il conflitto
con il conflitto in Iran, c'è Trump che insomma ogni giorno dice giorno sì, l'accordo un è giorno vicino no. ma intanto bombarda, poi parla con Netanyahu, gli dice sta calmo, quell'altro non riesce a contenersi, eccetera. Adesso l'ultima è che verrà firmato un accordo in Europa, ma che lui non ci sarà. Nel fine settimana. Ho letto stamattina, lui Ha lasciato non ci tutto sarà. avance. Ok. Per quanto riguarda la questione invece Russia-Ucraina, c'è il rischio che sembri che a tutti convenga che si rimanga in questa situazione molto, molto particolare, con l'Europa di fatto in guerra contro la Russia, perché cioè, non è dichiarata, non è, però così è. Le chiedo proprio se crede da un altro punto di vista, non c'è il rischio che questa sorta di, chiamiamola anche drôle de guerre per certi aspetti, alla fine poi disinteressi totalmente la gente, perché ormai non ci si indigna più, nel senso non vedo manifestazioni, non lo so, ecco, insomma, è una situazione abbastanza strana. Ma sono due guerre che iniziano a durare da un po' di tempo, specialmente quella con la Russia, si è fatto il calcolo, sta durando più della, sì, fra un po' più della seconda guerra mondiale, sì, insomma, ecco. Quindi, però, allora, prendiamo prima il Medio Oriente. Come hanno dimostrato i Pasdaran, come ha dimostrato l'Iran, Hormuz mette in ginocchio l'economia, è diventato il nodo centrale e non possiamo dimenticarcene perché nonostante le borse, nonostante i mercati tutto sommato tengano il prezzo del petrolio basso, 90, 100, 120 euro al barile, ma il problema è che se continuerà questo blocco sicuramente tutti i previsori dicono si raggiungeranno i 200 euro al barile, che è un prezzo insostenibile per l'economia mondiale, ma soprattutto diciamo, i cambiamenti che ci sono stati è che i paesi del terzo mondo, cosiddetti tra virgolette, hanno iniziato a risparmiare tantissimo energia. La Cina anche, chi in realtà ha più bisogno di quel petrolio è l'Europa sostanzialmente, che infatti non a caso anche incentiva i governi, anche Italia, Spagna, Germania incentivano comunque il consumo di idrocarburi, nel senso che intervengono sulle accise, ecco. Quindi comunque è stata aumentata dalla Banca Centrale Europea il tasso di sconto, diciamo, di 25 punti, ma iniziamo a superare il 2%, siamo al 2,25 direi, e quindi perché il 2% si ritiene stabilizzato sostanzialmente per l'inflazione, dopodiché si inizia a intraprendere una via che, come vedete, quindi non possiamo dimenticarcene. Ecco, quello che voglio dire è che non possiamo dimenticarcene perché, non so, c'è la noia ecco, questo del Medio Oriente, a parte che poi il Medio Oriente non è solo Iran, ma è per esempio per noi italiani Libano. E cosa significa Libano? Significa che noi siamo lì con UNIFIL e siamo lì con il comitato tecnico strategico guidato dal generale Fontana, e tra l'altro io sono quotidianamente ma un giorno sì un giorno no, aggiornato dal suo PI, che è un caro amico, membro del consiglio direttivo di storia, il colonnello Massimo Grizzo, che mi ha inviato anche oggi, anche stamattina, un aggiornamento dove continuano l'attività di addestramento delle truppe libanesi da parte degli italiani, che dovrebbero avere quella funzione, cioè il governo libanese dovrebbe riuscire a, da un lato, contenere un pochino Hezbollah e dall'altro lato fare pressioni su Israele perché non continui il massacro nel sud del Libano, ecco, perché quindi ci riguarda anche come italiani questo, perché ci sono le nostre forze armate lì impegnate. Dopodiché riguarda un po' tutto il mondo, perché poi l'Iran colpisce i paesi del Golfo Persico che hanno basi americane, per esempio. C'è il tema del nucleare iraniano che è entrato in secondo ordine, è così, quindi non possiamo dimenticarci di quella guerra, come non possiamo dimenticarci neanche della guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina è una guerra che, quando si farà la pace, si parlerà
diciamo, di energia, si parlerà di confini, si parlerà per esempio di entrata nell'Unione Europea o no dell'Ucraina, si parlerà del futuro della NATO, quindi sono cose che non possiamo lasciar decidere avance così in vacanza in Europa. Avance in vacanza non è male. Allora, c'è poi anche, c'è ancora, credo che non penso si sia concluso. Sì, è alle Canarie. Ah, alle Canarie, si è concluso. Il viaggio. No, è alle Canarie adesso, è alle ancora alle Canarie, Canarie, penso sì. che stia tornando. Il viaggio del Papa in Spagna, un viaggio di grande impatto. Beh, del resto diciamo così, la Spagna ha sempre avuto come dire, un rapporto privilegiato con la Santa Sede. Mi sembra... È un paese cattolico ma con pochi praticanti però. Però la gente che è andata... Certo, attenzione, qui si dimostra che cos'è la Chiesa Cattolica come autorità morale, anche membro delle Nazioni Unite. Qui si dimostra come anche la successione dei pontefici che abbiamo avuto, Ratzinger, Papa Francesco, adesso Papa Leone, per non parlare di Giovanni Paolo II, cioè siano dei giganti in confronto molto probabilmente ai politici di oggi, perché se vediamo i politici oggi, quelli che pretenderebbero di fare la pace, tra l'altro escludendo l'Italia, i Starmer, Macron, che tra l'altro si è Macron, perché punzecchiamo un po' su Macron ha definito l'iniziativa della Meloni di dire rispondiamo alla domanda di Kissinger e diamo un unico interlocutore, hanno iniziato a fare i nomi così. E Macron si è infastidito perché ovviamente gli toglieva luce questa cosa e insomma ha detto che questa iniziativa della Meloni sarebbe un'iniziativa solo per avere visibilità. Cioè veramente, ecco, guardate, quando siamo a questo livello di dibattito tra i politici che dovrebbero essere, cioè i campioni dell'Europa, questi, francamente, quando si sentono le omelie, i discorsi pubblici e così via. Io ero a Barcellona e ho avuto modo di seguire tutto perfettamente alla televisione, in parte anche andando fuori, perché tra l'altro ho deciso all'ultimo momento e non avevo gli accrediti perché erano già sold out da oltre un mese, accrediti gratuiti ovviamente per i giornalisti e anche per chi entrava nelle cose, tutto gratuito, però bisognava prenotarsi minimo un mese prima. Un grandissimo successo, ma un grandissimo successo perché? Un grandissimo successo perché è veramente un'autorità morale, cioè il livello di tutti i discorsi che sono stati fatti era di un grandissimo livello culturale, teologico, il discorso alle Cortes spagnole dove effettivamente ha detto ma siccome c'è il tema molto sensibile in Spagna della corruzione che colpisce Zapatero, un collaboratore di Sanchez, anche il fratello di Sanchez mi pare che abbia dei problemi e così via, quindi quotidianamente nei giornali viene fuori il tema, nei giornali spagnoli il tema della corruzione, quindi ovviamente ha rappresentato il ruolo dell'autorità morale, ma anche per quanto riguarda le piccole bagatelle, così insomma. Ovviamente alzare lo sguardo, no? Era il motto chiamato in generale a rappresentare questo viaggio apostolico che è anche un viaggio di Stato, vuol dire effettivamente avere una visione filosofica, vuol dire avere una visione teologica ed è quello che effettivamente la Chiesa e questo pontefice stanno facendo e mettono in ombra completamente questi politicanti. Era secondo lei, professore, in qualche modo, come dire, inevitabile lo scontro con Trump? Diciamo che se facciamo una riflessione più generale, cioè quanto è importante la pace per la Chiesa Cattolica. In teoria Trump si era presentato come un uomo di pace che avrebbe concluso le guerre, in realtà come stiamo vedendo ha chiuso quella in Afghanistan praticamente in passato, ma era già decisa
e poi però qua ne ha riattivate. Allora adesso gli è andata bene col Venezuela, gli è andata stramale secondo me con l'Iran, E adesso Cuba. E al ritorno, quando faranno la pace, chissà, al ritorno le navi verranno utilizzate per andare a Cuba, per fare Cuba, chissà. E poi comunque la pace con Putin non l'ha fatta, anzi forse il vertice di Anchorage con i tappeti rossi ha rafforzato l'idea di Putin nella sua posizione che è inaccettabile, cioè quella di dire tutto il Donbass, anche quello non conquistato, perché comunque noi andiamo avanti ad oltranza, tanto non ci fermiamo, quindi prima o poi lo prenderemo, che è vero fino a un certo punto, perché un elemento di criticità c'è, secondo me non è né l'economia né il consenso, sono effettivamente la quantità di vittime, però la quantità di vittime pesa di più sul versante ucraino, che però stanno reagendo, perché sono in meno ovviamente gli ucraini, stanno reagendo con la straordinaria capacità di produzione industriale e di utilizzo dei droni che compensa la debolezza dei numerica e così via. Quindi ecco, in realtà la presidenza di Trump non è sicuramente una presidenza di pace, poi il modo conflittuale con cui ecco, per esempio il Santo Padre parla di diritto internazionale, di modalità di risoluzione delle controversie attraverso la diplomazia, e ne è una dimostrazione questo viaggio apostolico, per esempio, dove ha accennato anche a una collaborazione che ci deve essere tra spagnoli e catalani, per esempio. Poi magari parleremo di questo fatto, perché effettivamente, tra l'altro, c'è una grande differenza tra il Papa a Madrid e il Papa in Catalogna, una differenza eccezionale, perché il Papa a Madrid è per certi versi una cosa ordinaria, anche se con grande consenso. Il Papa in Catalogna è una cosa straordinaria, perché la Catalogna si è veramente aperta e ha rappresentato da un punto di vista addirittura del design. Siamo nell'anno dei 100 anni di Gaudì. Io richiamo la visita. La cosa che mi ha colpito di più è la visita in carcere prima di andare a Montserrat, perché ha fatto veramente un discorso profondamente teologico ai carcerati, ma che vale per tutti, che Dio ci ama come siamo e che nessun errore può colpire per sempre la nostra identità. Quindi effettivamente un discorso teologico elevatissimo. Poi è andato a Montserrat è il luogo dove sono conservati i testi religiosi in catalano, è un luogo simbolo per tutti i catalani, anche per gli atei, e poi c'è stato il trionfo alla Sagrada Famiglia, dove c'è stato uno spettacolo di luci straordinario nella Sagrada Famiglia, che pensate però a Gaudì, che è quest'uomo che è morto come un barbone, preso sotto da un tram perché viveva ormai nel cantiere, che non riusciva tanto a far andare avanti, si è anche impoverito donando tutto quello che aveva, però è riuscito nella sua opera straordinaria, e noi la vediamo, e tra l'altro le musiche, anche dal punto di vista musicale, le musiche che hanno accolto il Papa, i canti, perché ci sono tantissime corali di bambini in Catalogna, cioè veramente tutta la cultura catalana ha abbracciato il Papa nella maniera, per esempio dal punto di vista musicale hanno fatto un concerto dove è stato accolto, che veramente ha fatto capire come questa cattedrale è una cattedrale medievale in pratica, al giorno d'oggi, ha il significato di quando si costruivano le cattedrali come Notre Dame, e quindi è una cosa straordinaria. E poi la conclusione con i fuochi d'artificio, che io non ho avuto l'onore di vedere perché non avevo prenotato, ma da tempo, di andare a teatro, ma all'opera, al Gran Liceu, ho visto Le nozze di Figaro, di un livello bellissimo.
Però speravo che uscendo, ho prenotato di andare a mangiare alla terrazza del Gran Liceo, di vedere, ma non ho visto, no. era troppo presto, nell'intervallo era troppo presto e quindi non l'ho visto, però c'era la vedova di Aurelia Gemì, Anne de Genève, che è venuta qui a trovarci, che invece dal suo appartamento in Carrère de Montaner, super attico che ha, con 2 terrazze, una terrazza che vede perfettamente la Sagrada Famiglia, mi ha fatto la ripresa e me l'ha mandata, e io in tempo reale ho avuto i fuochi d'artificio che diciamo Papa Leone ha visto seduto su una sedia, però veramente è stata una cosa straordinaria, cioè ha superato di diverse spanne l'accoglienza a Madrid, perché veramente è una identità vera che non ha uno Stato, la Catalogna, che ha accolto a tutti i livelli culturali, musicali, di design, io penso anche a come è stato strutturato al Montjuïc, allo stadio del Montjuïc dove hanno fatto le Olimpiadi, la veglia, il palco era una cosa straordinaria, ecco, quindi veramente una cosa epocale. Senta professore, non riesco a capire, parlando di Spagna, come viene vista la famiglia reale. Allora, alla famiglia reale in Catalogna un pochino male. I miei amici che negli anni 70 poi sono diventati professori universitari, parlamentari e così via, avevano questa associazione, la Crida, che quando arrivava il re, era Juan Carlos, ma anche, mi sa anche quando ha iniziato ad arrivare i primi tempi del successore, andavano tutti con fischietto e fischiavano, e così, vabbè. Questo, diciamo che il tema è sempre quello, e cioè, per esempio, anche in questo viaggio, miei amici catalanisti hanno detto, però il governo spagnolo è venuto Sánchez è venuto alla Sagrada Famiglia, per esempio, e non è stato gradito questo. Poi diversi ministri hanno accompagnato nelle diverse, in carcere l'ha accompagnato, non so se il ministro degli interni o non mi ricordo, quindi diversi ministri spagnoli sono venuti ad accompagnare il Papa, sottolineando che è come una visita di Stato, e quindi la Catalogna è comunque nella Spagna e così via. Questo è il tema sempre nei confronti della famiglia spagnola, visto della famiglia reale spagnola, visto da Barcellona, che è il mio osservatorio privilegiato. Già a Valencia le cose sono diverse, per non parlare in altre zone, in realtà comunque questo re è considerato meglio di Juan Carlos, perché Juan Carlos ha avuto diversi problemi morali e anche un po' di tipo, diciamo, di corruzione e così via. Abbiamo 5 minuti ancora scarsi, 4. Mi dice solo una cosa, se deve preoccupare quanto sta accadendo a Belfast? Allora, tutti hanno fatto il collegamento con i Troubles, però in realtà la questione mi pare l'immigrazione, la questione centrale mi pare l'immigrazione, e tra l'altro sono in prima linea gli unionisti, non i cattolici, quindi dal punto di vista del richiamo ai Troubles e così via, direi di no, direi che la pacificazione, però spero di non sbagliarmi, ecco, io ho contatti, incontro nel non è un problema che fa tornare indietro? Secondo me no, nei vari viaggi, per esempio anche a Roma, che sono stato per quella conferenza che abbiamo del 4 giugno, poi ero anche alla società geografica italiana, una bellissima villa, abbiamo fatto un convegno sulla toponomastica e così via, dove ero relatore, c'erano anche irlandesi, si è parlato di aspetti relativi alla toponomastica irlandese, in albergo c'erano irlandesi, ho incontrato irlandesi, ho un po' parlottato di queste cose, è tutto tranquillo, ecco, tutto tranquillo. Io direi che l'ultima cosa che ho visto, sorrisi ed entusiasmo, è stato 3-4 anni fa a Trastevere, una sera c'era una tavolata di donne irlandesi, anche piuttosto âgée, che bevevano, allora abbiamo brindato, eravamo in 2-3 uomini, abbiamo brindato con loro, io ho brindato a Bobby Sands, perché Bobby Sands che ha fatto lo sciopero della fame,
e così via, praticamente è un eroe pacifico, perché non ha sparato, non ha fatto niente, cioè l'unica cosa, aveva una pistola, ma era per difendersi anche. Comunque, insomma, e anche loro hanno brindato volentieri a Bobby Sands. Allora, invece quel libro che ha là, professore, Ecco, così... questo libro che ho qui è di Laura Canali, La cartografa di Limes. E però in realtà Israele e Palestina in 10 mappe, non è vero che è solo la cartografa di Limes, questo libro dimostra il contrario, perché questo libro è aggiornatissimo, parte praticamente dal febbraio del 2026, diciamo da quando è scoppiata la guerra, dalla fine febbraio, quando a Hormuz diciamo, l'abbiamo presentato, l'ho presentato perché ero il moderatore a Estoria, a Gorizia, e io ho detto, ma questo libro è, come dire, aggiornatissimo perché parte, ho detto, dal 7 ottobre. No, mi ha corretto, il vero punto di partenza è il fatto che si vede sul satellite, gli schermi che controllano Hormuz, che qualcosa di strano stava accadendo, e da lì poi spiega tutto il Medio Oriente, ma ci ha messo 9 mesi comunque per farlo questo libro, nonostante diciamo, la questione parte da febbraio del 2026, ci ha messo 9 mesi di reclusione, ed è un libro approfondissimo, aggiornatissimo, con cose, per esempio per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua nel Medio Oriente, in particolare a Israele, in Palestina, cose straordinarie, con ricerche americane e così via. Quindi non è solo la cartografa di Limes, è un libro completamente diverso. Uno si aspetta che, non so, ci siano le mappe spiegate, no, non è un Atlante, è un altro discorso, una cosa, la fascetta, diciamo, secondo me è sbagliata. Questo, io sono un avvocato, è la prova che non è che Laura Canali non è solo la cartografa di Limes. Grazie professore per essere stato con noi ci vediamo come sempre tra un mesetto circa, e con Trieste in diretta invece l'appuntamento è per martedì come sempre alle 17:55. Buona serata a tutti e arrivederci.